Bene, vi avevamo raccontato di Calici di Stelle, dell'anteprima nazionale qui a Venezia. E siamo a Venezia, siamo dove, Emanuela? Siamo esattamente nel giardino del Casinò di Venezia, quindi un contesto davvero da favola stasera, e tutto intorno a noi ci sono dei banchi di degustazione dove è possibile avere un assaggio di tutta una serie di produzioni di eccellenza. Ma adesso seguitemi perché c'è una sorpresa per voi. Andiamo! Naturalmente la sorpresa, un secondo solo interrompiamo, ma noi andiamo avanti. Una sorpresa per i nostri telespettatori, una sorpresa naturalmente che vede coinvolta Maria. Maria, qual è questa sorpresa che ci volevi riservare? Io passo la parola a Carlo, al Presidente, perché deve annunciare una cosa bella. Presidente, cosa devi annunciare? Non lo so, come sempre le donne ti mettono lì. Allora, annunciamo che quest'anno abbiamo due importanti città, grandi luoghi importantissimi delle nostre montagne, che hanno tutte e due Calici di Stelle, quindi c'è questo gemellaggio tra il Veneto e il Trentino, tra il Trentino e il Veneto, quindi Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Direi gemellaggio d'alta quota a questo punto, no? Esatto, sì. Partiamo da Cortina, visto che siamo in Veneto. Beh, è un gemellaggio dolomitico perché è provinciale, e quindi noi saremo il 12 di agosto all'Hotel della Posta a Cortina d'Ampezzo, e quindi vi aspettiamo numerosi. E poi dove andiamo? Arriviamo in Trentino, noi siamo il 10 agosto. Ah, quindi li precedete? Li precediamo un attimino. È la prima edizione per noi, saremo 16 aziende, e 16 cantine e 2 distillerie a brindare in alta quota, al rifugio Patascos di Madonna di Campiglio. Quota? 2000 e più. Più di 2000 metri, Presidente, qui veramente ci avviciniamo alle in stelle. alto. Le stelle. Non so se vi ricordate la famosa pubblicità di una persona che ci ha fatto crescere tutti, no? Certo. Sempre più in alto, no? Naturalmente siamo stati alle Tofane, siamo stati in tanti bellissimi posti, adesso andremo all'Hotel della Posta. Andiamo all'Hotel della Posta, vi aspettiamo tutti a Cortina, quinto anno, e si verrà molto bene perché ci saranno, come sempre, quasi tutte le regioni d'Italia, però le Benissimo. vediamo in alta quota. Benissimo. Maria, noi adesso andiamo a farci un giro perché non abbiamo ancora conosciuto tutte le cantine tue ospiti qui, e incominceremo penso qua vicino, no Emanuela? Beh, si parla di vini e si parla di montagna, qui abbiamo Masopoli, Gaierofo, una realtà che arriva proprio dal Trentino.